Buongiorno da Loreo, presentazione della 799esima Fiera di San Michele. Siamo con Sara Ferzato, che è consigliere ma anche con la dedica alla cultura, con due ospiti importanti perché farete un speciale, diciamo così, parlando in termini televisivo, su il maestro Bassan. Allora, io sono qua con la professoressa Marilena Alberto e con Luca Cattin che rappresenta l'associazione Castro Lauretti, perché loro in realtà sono proprio le persone che insieme ad altri animeranno la serata di giovedì 28 settembre alle 21 qui in Sala Consigliare Loreo. È una serata dedicata al professor Pier Giorgio Bassan, che è una personalità conosciuta del Delta del Po, ma è una personalità che era loredana, un loredano doc, e abbiamo pensato proprio insieme a loro di organizzare una serata in suo ricordo per raccontarlo sotto vari aspetti. Ecco, io ho sentito la conferenza stampa e l'entusiasmo che la dottoressa ha messo quando ne parla di Bassan. Chi era Bassan? Bassan è un loredano doc, è nato a Loreo, è vissuto a Loreo, è stato maestro elementare per lungo tempo, direttore didattico per un breve periodo, ma soprattutto fu assessore alla cultura e amante degli studi storici. Lui frequentò gli archivi di Venezia, Rovigo, Chioggia, eccetera, per poter recuperare la storia locale e non solo locale. Lui è conosciuto in tutto il Basso Polesine per aver prodotto 3 saggi che ancora oggi sono utilissimi per recuperare la memoria storico-geografica civile di questo nostro territorio loredano. Quindi merita un ricordo perché in tempi non sospetti è stato l'antesignano proprio dello studio della storia attraverso le fonti archivistiche. Se quest'anno festeggiamo la 799esima sala e il prossimo anno sarà l'800esima e noi abbiamo affrontato questo studio insomma per poter trovare la data di nascita o quantomeno il periodo storico di nascita di questa fiera, lo dobbiamo anche alla figura del maestro Bassan, perché noi siamo partiti e tutti gli studiosi del Basso Polesine, tutti gli storici e quelli che aspirano a fare anche gli studi archivistici, come ho avuto l'onore di fare io, insomma, comunque lo dobbiamo alla sua figura perché è una fonte di ispirazione. Su tutto questo io faccio i complimenti a Castro Laurenti, che seguo sui social e altro, per l'operazione che fanno di ricordo delle vostre passate, presenti e spero anche future